Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che succede in Veneto. Notizia di servizio: è stata convocata poco fa una conferenza stampa del governatore Luca Zaia che si terrà alle 12:30, quindi fra mezz'ora, nello stand della Regione del Veneto di Fiera Cavalli di Verona. Naturalmente il tema non è quello della fiera di cui abbiamo parlato diffusamente ieri con una lunga diretta qui nel nostro Focus TG. Il tema sarà quello del coronavirus, dell'emergenza, della pandemia, di quello che stiamo vivendo ormai da troppo tempo, perché pare che i dati si stiano effettivamente alzando in modo importante. Pare che tutte le province d'Italia in questo momento siano a rischio moderato, quindi un passaggio di livello rispetto a quanto succedeva solo fino a pochi giorni fa. Tutto da vedere, tutto da verificare, tutto da capire. Ne parleremo con il presidente Luca Zaia alle 12:30, quindi fra mezz'ora in diretta qui sul canale 18 e naturalmente anche sui nostri social, la conferenza stampa di Luca Zaia per la situazione della pandemia. Quando Zaia fa la conferenza stampa, lo sappiamo, presenta lui i dati, quindi non abbiamo ancora a disposizione i dati di oggi, arriveranno anche quelli fra poco, ne parlerà il governatore in apertura di conferenza, quindi vedremo poi quali sono i dati, forse i dati che hanno spinto poi il presidente della regione a indire la conferenza stampa questa mattina per le 12:30. Detto questo, facciamo allora un po' il punto della situazione, un po' un riassunto cosiddetto delle puntate precedenti e andiamo a sentire che cosa aveva detto Luca Zaia proprio sulla crescita dei contagi. Salgono i contagi, cresce il numero dei pazienti ricoverati, con le città di Padova e Verona a guidare la triste classifica pubblicata con cadenza quotidiana dalla Regione Veneto, dove è stata identificata la presenza della variante Delta Plus, più contagiosa del 10% rispetto alla Delta. Da Verona, dove è inaugurato Fiera Cavalli, il presidente del Veneto Luca Zaia lancia un nuovo appello alla luce dell'aumento dei contagi, ma soprattutto dei ricoveri in ospedale. Oggi abbiamo 250 malati, dei quali una quarantina in terapia intensiva e l'80% non è vaccinato. Questa è una regione che ha vaccinato l'84,5%. Il vaccino ci dà una mano, ma l'altra mano ci dà questa. Se mi andate in mezzo agli assembramenti, all'aperto e al chiuso, e non mi mettete la mascherina, diventate miei clienti. E io non voglio avere altri clienti. Voglio svuotare gli ospedali, perché abbiamo già visto la tragedia, abbiamo 12.000 morti in Veneto, siamo l'8ª regione d'Italia e ne possiamo venire fuori solo se sto lavoro lo facciamo assieme. 4 nuove vittime nelle ultime 24 ore. Dalla pandemia si può uscire solo insieme, percorrendo dopo 20 mesi di lotta quotidiana anche l'ultimo miglio. Fondamentale la ripartenza in comparti fermi, compreso quello fieristico, fondamentale ripartire in sicurezza. Io non voglio che Veneto torni in zona gialla, in zona rossa o peggio ancora che ci siano restrizioni, perché abbiamo già fatto tanto, non possiamo tornare indietro. Quindi veramente non abbassate la guardia, perché oggi non siamo preoccupati perché i dati ci dicono che gli ospedali tengono. Però se questo incremento quotidiano che vedo non si arresta, prima o poi arriveremo ad avere dei problemi. Legato a doppio filo col tema dell'emergenza coronavirus c'è quello delle manifestazioni che da molto tempo si svolgono nelle varie città del Veneto. Padova è una delle città in cui si svolgono le iniziative cosiddette No Green Pass o di protesta, fra le più importanti per numero di partecipanti, e il prefetto decide sullo stop ai cortei. Vediamo quando decide. La decisione sulle manifestazioni no pass dovrebbe arrivare martedì. Il prefetto Raffaele Grassi ha ascoltato durante il Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblico del mercoledì il direttore generale dell'USL 6 Paolo Fortuna e la responsabile del servizio di igiene pubblica Ivana Simoncello. Alla luce del trend in aumento dei contagi nella provincia di Padova si potrebbe arrivare anche allo stop. Il prefetto, dopo aver ascoltato i numeri riportati dai vertici dell'azienda sociosanitaria Euganea, si è preso alcuni giorni per valutare le strategie da mettere in campo. Da luglio sono stati ben 17 i cortei organizzati dal Movimento Veneto No Green Pass e in questi ultimi giorni, nonostante l'aumento dei casi di Covid, gli organizzatori hanno manifestato anche martedì sera e lo vogliono fare stasera e anche sabato. Al COSP era presente anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, e l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina. 3 manifestazioni in una settimana cominciano ad essere troppe, onestamente, e quindi il compito del sindaco è sicuramente quello di tutelare la
sicurezza sanitaria di tutti i cittadini, e se ci dovessero essere delle situazioni in cui i contagi aumentano anche con riferimento a queste manifestazioni, è logico che questo è un problema che dobbiamo affrontare. Anche per i prossimi cortei no pass si cercherà di mediare sul percorso al fine di tutelare le attività commerciali del centro storico, ma solo per martedì 9 novembre si arriverà alla decisione sulla sospensione o meno della manifestazione per salvaguardare la sanità pubblica. Siamo preoccupati perché non vogliamo che da qui a chissà quando ci possano essere 3 manifestazioni alla settimana, perché questo andrebbe a incidere veramente sulla tranquillità dei cittadini, ma la prima cosa che ci dobbiamo preoccupare è quella della sicurezza sanitaria. Continuiamo a parlare della situazione legata all'emergenza coronavirus. Andiamo nel Bellunese perché una farmacia, anzi 2 farmacie, sono state chiuse perché le titolari non erano vaccinate. Da sempre in prima fila nella protesta di piazza contro le decisioni del governo. Parliamo di Cristina Muratori, farmacista, animatrice delle assemblee che hanno movimentato a Belluno la centralissima Piazza dei Martiri. Ora attorno a lei si è sviluppato un nuovo caso, la chiusura della sua farmacia causata dal fatto che lei non è vaccinata. La farmacia Veneggia è stata chiusa da parte dell'ULSS intanto per una settimana, poiché non c'è al momento un direttore vaccinato. Questa decisione è stata presa anche se, appunto, pur essendoci l'obbligo di legge per i sanitari di essere vaccinati, ci sono tutta una serie di persone che hanno delle problematiche di salute che non consentono di effettuare il vaccino. Il vaccino attualmente non dà una copertura sicura per quanto riguarda la protezione degli altri, non si difende minimamente il prossimo perché il vaccino non ferma il contagio. La parola ora passa ai legali. La USL ha intimato alla farmacia di provvedere alla nomina di un direttore vaccinato e nelle more li ha invitati a non aprire. Può sembrare un busillis, ma non è così. Solo apparentemente simile, ma in realtà totalmente diverso, il caso della farmacia Franceschinelli di Frassenè, una frazione di Voltago Gordino, comune di cui è l'unica farmacia. La titolare, che si dichiara non vaccinata per motivi di salute, cerca disperatamente un direttore vaccinato che permetta di continuare a tenere aperta la farmacia stessa. Io poi sono ossessionata dalla gente perché sono qua da 25 anni, ha capito? Mm-hmm. Lei può pensare cosa sono io per loro? Certo. Non sono la farmacista, sono tutto. Passiamo alla cronaca, abbiamo giusto un paio di minuti prima del break pubblicitario. Andiamo a Conegliano dove Christian Arboit ci racconta di una vicenda ancora, ci pare di capire, un po' complicata di cronaca. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo in via Einaudi a Conegliano, siamo all'altezza del civico 2021. Ti mostro subito un'immagine perché da questa dobbiamo partire. Soltanto un attimo. Ecco, questa, non so se la vedi, un attimo. No, siamo tornati su di te. Bene, adesso vediamo una panchina distrutta. Ecco, questa è una pensilina completamente distrutta a bordo della strada principale. Ieri sera verso le 7 un automobilista di 41 anni di origini albanesi, residente a Vittorio Veneto, ha perso il controllo della vettura ed è andato a sbattere contro questa pensilina. In quel momento qui c'era una ragazza di 28 anni in stato interessante, incinta, e l'ha travolta. Poi si è dato alla fuga, quindi un pirata della strada vero e proprio. Mentre sono arrivati i soccorritori per ovviamente prestare le prime cure alla ragazza e al nascituro, è scattata la caccia all'uomo da parte degli agenti della polizia locale in primis, che lo hanno
individuato poi in tarda serata. Ci sono tanti elementi che lasciano senza parole, non solo la dinamica, ma anche il fatto che questo 41enne albanese residente a Vittorio Veneto non aveva la patente, gli è stata ritirata esattamente un anno fa per aver provocato un incidente con feriti anche di una certa gravità, e in quel frangente, in quell'incidente, lui era risultato positivo all'alcol test. Ieri sera più o meno un analogo copione, se non peggiore, perché poi ai primi test somministrati in ospedale, quando poi è stato portato subito dopo essere stato ritrovato, è risultato positivo alla cocaina, anzi diciamo le cose come stanno, era strafatto di cocaina, quindi strafatto di cocaina e senza patente, ha travolto una ragazza di 28 anni incinta, e in queste ore si stanno facendo anche delle analisi per capire come sta il feto, perché in questo momento la preoccupazione è questa. Cristian, una vicenda veramente terribile, nonostante ci passino sotto il naso qui nei nostri telegiornali ogni giorno incidenti e altre notizie di cronaca. Questa è veramente dura anche da raccontare. Siamo certi che se arriveranno altre notizie nel corso della nostra informazione le daremo ai nostri telespettatori, magari poterli rassicurare sullo stato di salute della persona investita, perché effettivamente sono notizie che non vorremmo mai dare. Detto questo, Cristian, ti ringraziamo per questo collegamento. Hai altre notizie di cronaca al volo dal territorio? No, guarda, al momento questa, ti dico che la ragazza sta bene, ha una ferita al ginocchio, sarà sottoposta a un intervento chirurgico particolarmente delicato. Sono stati effettuati anche gli esami ginecologici sul feto, ma lì siamo in attesa di capirne un po' di più. Ti dico anche che tra i residenti c'è rabbia per quanto successo, proprio per le modalità e perché è un qualcosa che si poteva benissimo evitare. Quindi assolutamente. Diciamo che è una vicenda che offre numerosi spunti. Fortunatamente, diciamolo, la ragazza sta bene. Sul nascituro, Ferdinando, al momento non abbiamo notizie né in un senso né nell'altro. Cristian, intanto grazie, ci risentiamo se ci sono novità. Buon lavoro, buona giornata. Assolutamente, a voi. Torniamo in studio, ma solo per lanciare la pubblicità. Voi state con noi, torniamo fra pochissimo, alle 12:30 arriva Luca Zaia, abbiamo ancora tante notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che succede in Veneto alle 12:30, quindi fra meno di un quarto d'ora. Saremo collegati con la Fiera di Verona, dove il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, farà il punto della situazione legata all'emergenza coronavirus. I dati sono in crescita, effettivamente ci sono notizie che potrebbero essere un po' da valutare, quindi è importante sentire cosa dice la sanità regionale di quello che sta succedendo. Andiamo, prima di andare a Verona, vediamo che cosa è successo a Vicenza, dove c'era una videoconferenza del virologo Matteo Bassetti al liceo Quadri. C'è stata una protesta. Molte informazioni utili, è stato anche abbastanza specifico, comunque è stato I contestatori di questa mattina come l'avete vissuti? Non mi è interessato più di tanto in realtà quello che dicevano. Lo scopo scientifico è stato molto utile, ci ha presentato dei diversi dati e... I contestatori di questa mattina che erano qua fuori, cosa dite? No, non vogliamo parlarne. Non mi esprimo perché ognuno può pensare le idee che gli passano per la testa, però ci sono dei fatti che anche oggi già spiegato e bisognerebbe più attenersi a quelli. Questo è il commento degli studenti del liceo Quadri che hanno assistito in classe alla lezione tenuta online dal noto virologo Matteo Bassetti, contestata prima dell'ingresso a scuola dal movimento No Green Pass. Lezione annunciata i giorni scorsi aveva fatto piombare l'istituto nel mirino dei contestatori, alcuni genitori e docenti di altre scuole, per aver invitato il primario infettivologo del Policlinico San Martino di Genova a parlare di Covid senza avere un contraltare, il senso della protesta. In ingresso gli studenti, diversi studenti,
si sono irritati per questa manifestazione. Non avevo dubbi che insomma gli studenti fossero, come dire, capaci in senso critico anche di distinguere, no? Se la scuola voleva loro indurre un pensiero unico. Scelta quella di chiamare Matteo Bassetti, rivendicano i dirigenti, nata con intento di divulgazione scientifica e didattica, in linea con altre lezioni tenute da altrettanti esperti, rivolta al pubblico di studenti per dare continuità al percorso di curvatura biomedica. Ci sono stati degli interventi interessanti, degli interventi per capire l'origine, ad esempio, del virus, ma non ci sono stati interventi o pro o contro il vaccino. Non era questo, e gli studenti l'hanno colto, non era questo il problema. E nel pomeriggio lo stesso Bassetti ha affidato ad un post su Instagram il suo commento. Nonostante le polemiche sollevate dai soliti contestatori di professione, si legge: ho notato un grande interesse all'approccio scientifico da parte degli studenti. Speriamo lo trasferiscano i loro genitori, che in alcuni casi, dice, avrebbero bisogno di tornare a scuola anziché in piazza. Queste le notizie da Vicenza. Adesso, prima di andare a Verona, cominciamo a dare un'occhiata a quelli che sono i dati dell'emergenza coronavirus, proprio per capire di cosa stiamo parlando e soprattutto di cosa parlerà Zaia fra poco. Li vediamo con la regia di Alessandro Costacurta, perché allora non riusciamo a farveli vedere, ve li leggiamo. Allora, sono 734 le nuove positività riscontrate nella giornata non di questa mattina ma negli ultimi giorni, quindi i dati di oggi c'è da capire se saranno in tendenza, in linea con questa tendenza. 734 persone positive in un giorno, insomma sono un numero decisamente più alto rispetto a quello che si era visto nell'ultimo periodo. Il totale delle persone positive in Veneto all'ultima rilevazione di cui abbiamo notizia era di 11.416. Ci ricordiamo tutte le persone che ci seguono quotidianamente, che solo pochi giorni fa eravamo sotto quota 9.000, avevamo non festeggiato perché non è la parola giusta, però insomma c'eravamo tutti quanti compiaciuti del fatto che si fosse scesi sotto quota 9.000 in Veneto, 9.000 persone attualmente positive. In una manciata di giorni, poco più di una settimana, siamo di nuovo a 11.416. Non sono ovviamente numeri che possano far preoccupare la sanità del Veneto, perché sappiamo comunque, abbiamo visto durante le fasi più critiche di questa emergenza quali dati avevamo sotto mano, le migliaia di persone positive ogni giorno, insomma situazioni veramente complicate, veramente difficili, le abbiamo superate, sono state superate, però resta da dire che, ad esempio, e questo è un dato che ha messo in nuova luce tutto quello che è successo nei giorni scorsi, si è tornati a parlare di morti, non più quota 0 o 1 decesso al giorno, non che sia poco, però rispetto a quello che abbiamo visto sono numeri molto più bassi. Ieri erano stati segnalati 4 decessi, è un volume che comincia a salire, ricordiamo non c'è preoccupazione, però insomma qualcuno comincia a volerci vedere chiaro. Sapremo che cosa sta succedendo fra meno di 10 minuti in collegamento con Verona con il governatore Luca Zaia. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo già collegati con la fiera di Verona, dove fra pochi minuti inizierà una conferenza stampa straordinaria, chiamiamola così, del governatore Luca Zaia per parlare della situazione legata all'emergenza Covid. Straordinaria, speriamo non nei contenuti, perché vorrebbe dire che ci sono problemi effettivamente grossi con il Covid. Straordinaria nel senso che siamo a Verona, in Fiera Cavalli, nello stand della Regione Veneto, e non a Marghera come accadeva
come è accaduto per lunghi periodi durante le fasi più difficili dell'emergenza, del coronavirus, del lockdown. Noi ci ricordiamo le tantissime dirette fatte dal governatore Luca Zaia che vi abbiamo proposto, che vi abbiamo portato a casa grazie all'impegno dei nostri colleghi, i nostri giornalisti, i nostri tecnici e di tutta la struttura del gruppo Media Nord-Est. Adesso non crediamo valga la pena di lanciare nuovi servizi per il semplice motivo che Luca Zaia dovrebbe iniziare la sua conferenza stampa davvero fra pochi istanti. Allora, in attesa di vedere quando inizia il governatore, vi diamo una notizia d'agenzia appena arrivata davvero pochi istanti fa. Crisanti dice: terza dose serve perché la protezione diminuisce. Il consiglio è: festeggiate Natale e Capodanno con persone vaccinate. Riportiamo quello che dice Crisanti. L'aumento anche in Italia del numero di casi di coronavirus dipende soprattutto dalla durata di protezione fornita dal vaccino, motivo per il quale diventa necessaria la cosiddetta terza dose. Ne è convinto, dice l'ANSA, Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova, il quale, intervenendo oggi a margine di un evento organizzato da un quotidiano nazionale al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano, ha spiegato che la dinamica della trasmissione del Covid dipende da due fattori: il numero di persone protette e dalla durata della protezione. Quindi il numero di persone protette non coincide con quello di persone vaccinate, ricorda Crisanti. Abbiamo imparato che dopo 6 mesi la protezione diminuisce in modo importante sull'aspetto della trasmissione. Una persona vaccinata è protetta, queste sono dichiarazioni di Crisanti, dall'infezione e non trasmette per il 95%. Dopo 6 mesi questa protezione cala al 40%. Questo è quanto. Quindi Crisanti dice: facciamo la terza dose, se vogliamo proteggere i fragili, gli oncologici, gli anziani, occorre farla selettivamente, prima di tutto a queste persone. Se vogliamo invece mantenere la trasmissione bassa, la terza dose la dobbiamo fare tutti quanti. Gli è stato chiesto come si immagina il prossimo Natale, professor Crisanti, e ha risposto con un invito: a Natale e Capodanno festeggiate pure, ma possibilmente tra persone vaccinate e con le precauzioni necessarie. Queste le dichiarazioni, naturalmente sono dichiarazioni di Crisanti che noi vi riportiamo come ce le ha girate l'ANSA pochi istanti fa. Naturalmente sentiremo se le commenterà anche il governatore Luca Zaia. Allora, prima di andare da Zaia, ormai mancano pochi istanti, vi facciamo vedere, visto che prima abbiamo parlato dei dati del Covid, quindi di quelli dei contagi, vediamo i dati delle vaccinazioni. Non sono gli ultimi disponibili, come sempre li fornirà Luca Zaia in apertura di conferenza stampa, ma possiamo dire che nell'ultima tornata di cui abbiamo notizia erano state fatte 15.186 somministrazioni, di cui solo, lasciatecelo dire, 1.157 prime dosi. Ormai è un numero bassissimo, ogni giorno molto basso, perché vuol dire che dove si poteva arrivare si è arrivati. Restano persone che non possono o non vogliono vaccinarsi, perché naturalmente ricordiamo che la vaccinazione è a scelta personale, è facoltativa. I cicli completati sono 6.564, le dosi addizionali booster, chiamatela come volete, la famosa terza dose, sono state 7.004. Ormai le terze dosi sono decisamente più alte dei cicli completati, addirittura quasi superano la sommatoria fra prime dosi e seconde dosi. Vediamo, il Veneto ha somministrato il 90% delle dosi a disposizione, e vediamo le percentuali di copertura della popolazione in attesa sempre del governatore. Siamo al 76,2% di veneti che hanno almeno una dose. Il 73,7% dei veneti ha invece completato il ciclo vaccinale. Sono 3.700.000, ovvero 76,3%, le persone che hanno o la prima dose o che si sono prenotate per la seconda dose. Invece sono già 121.000 le persone che hanno la terza dose addizionale booster, ovvero il 2,5% della popolazione totale. Sono dati ormai in crescita abbastanza lenta, li vediamo fermi quasi da molti giorni. Infatti queste sono le percentuali per classi di età, vedete che si muove
molto poco da molti giorni, perché effettivamente a parte qualche seconda dose in più che viene effettuata, qualcuno che ha deciso di coprirsi completamente, si è un po' indietro, soprattutto sulle prime dosi. Noi teniamo sempre d'occhio quello che succede a Verona, non nella sede Protezione Civile di Marghera, ma a Verona. Vediamo che hanno appena posizionato una lavagna alle spalle della selva di microfoni, dove si siederà fra poco Luca Zaia per fare il punto della situazione. Vediamo comunque ancora i dati che abbiamo sotto mano. Disabili e vulnerabili sono ben coperti, come diceva il professor Crisanti in una nota d'agenzia che ci è arrivata poco fa. È importante la terza dose per coprire soprattutto le categorie fragili, ma dice Crisanti, se si vogliono coprire tutti quanti bisogna fare la terza dose a tutti. Vedete come stanno calando rispetto al periodo estivo e a quello di settembre. Le inoculazioni sono state 35.000 nel corso di questa settimana fin qui, e siamo un po' a ribasso, come dire. Allora, torniamo in studio, pronti per andare in doppia finestra. Ringraziamo Alessandro Costacurta che ci ha già anticipato su questo dettaglio. Pronti a dare la linea a Verona per la conferenza stampa di Luca Zaia. Sul posto per noi ci sono Chiara Gaiani e Andrea Benetti, poi per le domande, per gli approfondimenti, anche perché oggi Zaia sappiamo che risponderà ad alcune domande piuttosto importanti da parte dei giornalisti su quello che sta succedendo. Nel frattempo ci fanno sapere dalla Regione che su proposta dell'assessore alla sanità e alle politiche sociali Manuela Lanzarin, la Giunta regionale del Veneto ha approvato una delibera con cui si richiede il parere della quinta commissione consiliare del Consiglio regionale del Veneto sulla programmazione e attribuzione alle aziende sanitarie delle risorse per la non autosufficienza per il reparto dell'anno 2021. Il reparto, che ammonta a complessivi 832 milioni di euro rispetto al 2020, è stato incrementato complessivamente di 11 milioni di euro. Quindi la Regione va incontro ai non autosufficienti, salvaguardando i cambiamenti demografici in atto nel perseguimento dell'omogeneità dell'offerta di strutture, oltre che i posti delle prese in carico delle persone non autosufficienti e con disabilità sul territorio regionale. Quindi una notizia importante. Poi vediamo se ci sarà, non sappiamo se c'è l'assessore Lanzarin oggi in conferenza stampa, quindi vedremo poi. A questo punto apriamo la seconda finestra per dare immediatamente la linea a Zaia quando il governatore arriverà per la conferenza stampa di oggi. Ricordiamo, conferenza stampa convocata questa mattina un po' a sorpresa, nessuno se l'aspettava. Infatti è stata convocata a Verona e non nella sede della Protezione Civile di Marghera. Probabilmente il tema è quello dell'innalzamento dei contagi, del numero dei contagi, la pressione sulla sanità. Abbiamo visto assieme i dati poco fa, adesso ve li riportiamo senza mandarli in onda, perché basta che ne parliamo, intanto stiamo a vedere quando arriva Zaia. I dati della sanità ci dicono che comunque la pressione, seppur in modo non devastante, ma sta crescendo ormai da parecchi giorni. Infatti abbiamo superato quota 200 per quanto concerne le persone attualmente positive e ricoverate nelle strutture sanitarie del Veneto, tanto per l'area non critica quanto per la terapia intensiva. Infatti sono 184 quelli ricoverati in area non critica, 39 quelli in terapia intensiva positivi. Magari questi numeri poi li confrontiamo con quanto dirà il governatore Luca Zaia fra poco in conferenza stampa, per capire la crescita, qual è stata, se c'è stata un'esplosione di ricoveri oppure meno. Ma lasciamo la linea. È caduto un microfono, lo sistemeranno. C'è anche l'assessore Lanzarin, quindi abbiamo possibilità di avere anche informazioni sulla sanità. Questa? Adesso mi senti? Boh. Scusate, ma prova. Si sente? A posto, eccolo qua. Bene, intanto grazie per aver risposto velocemente a questa convocazione.
Come sapete è nostra consuetudine alle 12.30 fare dei punti stampa. Ovvio che di recente si sono diradati questi punti stampa anche per evitare di stare lì a pressare i cittadini sempre con bollettini tutti i giorni. Però è pur vero che oggi assieme all'assessore, in virtù anche del fatto che anche questa mattina presto abbiamo iniziato con la videoconferenza con tutti i direttori generali delle ULS, oltre alla direttrice dello IOV, ai vertici, massimi vertici della sanità regionale, parlando del dottor Flor, la prevenzione la dottoressa Russo, il dottor Tognolo per l'azienda Zara. Insomma, abbiamo fatto un punto, un quadro della situazione rispetto al Covid, diciamo il famoso punto nave, no? Allora io passerei subito, e fra l'altro è un'anteprima per noi, no? Farlo qui dalla Fiera di Verona il bollettino, però il bollettino c'è sempre e i cartelli anche, così ci mette a meno anche a esporli. I tamponi molecolari nelle ultime 24 ore sono 7.161.775. I tamponi rapidi sono 9.320.732. Pensate che in totale da quel 21 febbraio 2020 abbiamo, anzi tutta la squadra del Veneto ha tamponato e quindi testato cittadini per un totale di 16.482.000 tamponi. Tutto nasceva da quel 21 febbraio quando ho deciso di fare i primi tamponi a Vo. Tamponi che dopo tutti si accredità in merito. Ho deciso io di fare quei tamponi. Ho fatto contro legge. A volte si dice no, contro legge. Se dopo qualche settimana avessero detto che il Covid era un'influenza, io adesso sarei alla Corte dei Conti a parlare dei tamponi fatti a 3.500 abitanti a Vo, che non sono mai stati, che non aveva senso fare. Capite come stiamo governando? Bene, 16 milioni di tamponi. Quanti sono i positivi nelle ultime 24 ore? 792. 792 positivi che ci danno un dato positivo nella tragedia di 772. 792 positivi con, pensate, 100.994 tamponi, quindi con un sacco di tamponi. Quindi l'incidenza di questi 792 è bassa, 0,78. Cioè vuol dire che ci sono solo sui 100.000 tamponi 0,78, neanche uno a ogni 100 era positivo. Quindi siamo in linea con un'incidenza, diciamo che mediamente è l'incidenza che noi abbiamo sempre avuto, però il numero di positivi è più ragguardevole perché abbiamo un problema, è anche un fatto tecnico, che facciamo quasi il triplo dei tamponi rispetto a qualche settimana fa, perché c'è il tema dei Green Pass. Però anche il Green Pass poi rappresenta una forma di screening indiretto, se ci pensate, no? Io vado a farmi il tampone perché non sono vaccinato, devo andare a lavorare, e poi finisce che ti trovano la positività. Numero di positivi in totale 483.465. Questi sono i positivi che dall'inizio della crisi, dall'inizio dell'infezione, quindi dal 21 febbraio 2020, abbiamo intercettato con i 16 milioni di tamponi che vi dicevo prima. 483.000 persone positive. Quanti sono i positivi oggi isolati? Se troviamo i positivi li dobbiamo mettere in quarantena. Quindi noi eravamo arrivati 2 settimane fa a una punta minima di 8.900 positivi isolati. Oggi sono 11.800. E questi sono i positivi rintracciati e quindi messi in isolamento, messi in quarantena. Ospedale. Quanti sono oggi i ricoverati negli ospedali? 280. Vi ricordo che eravamo arrivati a sfiorare i 200 una quindicina di giorni fa. 280 così suddivisi. 234 in area medica e 46 in terapia intensiva. Anche qui 234 in area medica, fondamentalmente siamo abbastanza in linea con quello che è accaduto negli ultimi periodi. Ma è questo il dato. Vi ricordo che una settimana fa noi avevamo 30 persone in terapia intensiva, oggi ne abbiamo 46, vuol dire più il 50%. Da 30 a 46 è 16, la metà dei 30 è 15, più del 50%. Capite che se in una settimana incrementiamo del 50%, se questo fosse un trend inizio a preoccuparmi.
Le terapie non Covid, cioè le terapie intensive non Covid, sono 356, cioè quindi è pieno. Cioè vuol dire che noi stiamo lavorando a pieno regime con tutto quello che è, non si sente, con tutto quello che è la chirurgia d'elezione, la programmazione, tutto quello che abbiamo anche dovuto purtroppo comprimere nelle attività chirurgiche ospedaliere, perché durante il Covid, quando abbiamo avuto le punte massime, con 500 persone in terapia intensiva, parlo del 31 dicembre 2020, ovvio non ci potevamo occupare di tutto quello che era, che so, le protesi all'anca, le protesi del ginocchio, le cataratte, interventi cardiaci, eccetera, interventi al cuore, eccetera. Totale dei morti, 11.842, un decesso nelle ultime 24 ore. Vi ricordo che siamo l'8ª regione in Italia per mortalità e tra le 8 noi siamo quella con minor mortalità tra le più colpite. Perché anche qua gli scienziati sanno sempre tutto, ma se qualcuno ci spiegasse per quale motivo c'è una parte del paese che è stata sempre colpita e massacrata e qualche altra parte del paese comunque ha avuto meno guai, e c'è poco da dire che c'è l'agglomerato metropolitano, certo, ma c'era anche, cioè vi ricordo che la prima fase in Lazio, se non ricordo male, non hanno avuto i dati e la tragicità che abbiamo avuto noi, che ha avuto la Lombardia, che hanno avuto l'Emilia Romagna, quindi alcune cose sono inspiegabili, ma lo stesso Veneto nella prima fase si ritrovava con infezioni che hanno fatto devastazioni in alcune località del Veneto, penso al Trevigiano, al Padovano, eccetera, e poi il virus, pensate, durante il Carnevale entra a Venezia, abbiamo i primi pazienti, fra l'altro Venezia è una città dove l'età media è anche alta, se ne entra e se ne esce dalla città storica. Io quando abbiamo avuto le prime notizie dei ricordi pensavo che sarebbe stata veramente una strage, perché comunque Venezia è per antonomasia la realtà dell'assembramento, della mancanza di distanziamento sociale. Pensate, una calle affollata, e che cos'è quello distanziamento sociale? No. Questi quasi 12.000 persone, i dimessi sono 23.766. So che lo sto dicendo alla nausea, però guardate questi due dati. Questi sono i positivi che noi abbiamo trovato con i 16 milioni di tamponi del 21. Questi sono i dimessi. Cioè, non che vuole un premio Nobel per fare la differenza, no? 483.000 meno 23.000 fa più o meno a spanne 460.000, giusto? Questi sono quelli che sono stati ricoverati in ospedale, 460.000 sono stati curati a casa, o quantomeno sono stati a casa. Cioè, perché quando sento dire che non si fanno le terapie domiciliari vorrei anche capire a chi si riferiscono. Vi ricordo anche che sulle terapie domiciliari, lo dico perché sta diventando, come si può dire, spesso l'alibi per dire che tutto questo esiste perché non fanno le terapie domiciliari, perché se no non servirebbero gli ospedali, Zaia non farebbe le conferenze stampa, noi saremmo tutti liberi, il vaccino non servirebbe. Vi ricordo che i medici, non noi, perché non decidiamo noi i farmaci, i medici sono liberi in scienza e coscienza di utilizzare tutti i farmaci che ci sono sul prontuario, sul mercato, cioè quelli che sono in vendita, quelli che sono autorizzati, non quelli che sono in vendita. Addirittura i medici possono utilizzare un farmaco che magari non serve per la tosse, faccio un esempio banale, e serve magari per l'unghia incarnita, ma perché c'è un effetto anche sulla tosse indiretto per tutta una serie di meccanismi biochimici, lo utilizzano off-label. Quindi è un esempio qual è? L'invermectina, no? O la idrossiclorochina. Si utilizzano farmaci off-label, anche se ovviamente le indicazioni non ci sono. Quindi non è vero che i medici sono stati bloccati a somministrare farmaci, fanno quello che possono fare per legge, nel senso che devono utilizzare i farmaci autorizzati dagli enti regolatori. Peraltro si parla di vigile attesa, a parte il fatto che le linee guida che dà il Veneto, che non sono i 10 comandamenti, dà delle indicazioni, la vigile attesa non c'è, non l'abbiamo mai messa, ecco, varrebbe anche la pena di ricordare, sento sempre interviste durante le manifestazioni, no, perché c'è la vigile attesa. Cos'è la vigile attesa? Nel prontuario, nelle linee guida nazionali hanno detto per le prime 48 ore
vigilate sull'andamento clinico del paziente, onde evitare di riempirlo di farmaci che poi magari non aveva tutti questi sintomi. Tutto ciò premesso, ma io lo dico pensando, se io fossi medico davanti a un paziente, prima roba so chi è, giusto? In linea teorica i medici dovrebbero conoscere i propri pazienti, sapranno i medici di base e li conoscono. Allora se Luca ha sempre bronchitine ricorrenti, il matchup al raffreddore tutti gli anni, eccetera, è positivo al Covid, secondo voi cosa fareste se foste medico? È meglio che gli diamo un po' una curetta da cavallo subito, perché questo è deboluccio. Ma vedete che ragionamento deve fare il medico? Cioè non è che se nelle linee guida ti scrivono vigile attesa nessun tocca più niente, perché i medici che hanno somministrato subito farmaci non li hanno condannati, non li hanno denunciati perché ha utilizzato i farmaci che sono previsti. Quindi lo dico perché sembra quasi che tutto quello che stiamo facendo sia inutile, perché bastava curarli a casa. Allora, detto questo, cosa vi diciamo oggi? Intanto che siamo in pandemia, non vorrei che qualcuno se lo fosse dimenticato, non è che qua funziona che finché rende pende, finché pende rende, cioè non è che qua funziona che finché l'infezione pende rende, perché facciamo comunicazione, facciamo spese, abbiamo le case farmaceutiche. No, guardate, noi qua ci siamo rovinati la vita in 20 mesi, come ve la siete rovinati voi, e peggio ancora chi ha avuto persa la vita, o peggio ancora insomma tutte le famiglie che hanno sofferto insomma con i morti, queste robe. Allora guardate, siamo in pandemia, se oggi siamo in una fiera ancora con la mascherina, lo dobbiamo riconoscere questo merito a chi si è vaccinato. Ad oggi le vaccinazioni stanno andando bene, nel senso che il Veneto ha una media di vaccinati, cioè di popolazione nell'età vaccinabile over 12, sopra i 12 anni, che comunque si è vaccinata con una dose, 2 dosi o ha fissato l'appuntamento. Ormai sono pochi quelli che fissano l'appuntamento, facciamo 1200 prime vaccinazioni al giorno, quando ne facciamo anche 40.000 prima. Bene, l'84,6% dei veneti. Siamo una delle regioni, sono la regione che ha vaccinato di più. Considerate che noi non abbiamo fatto le giornate, gli open day con Johnson & Johnson, che bastava un'iniezione, cioè uno valeva uno, invece noi abbiamo sempre usato RNA messaggero, quindi 2 iniezioni per avere una vaccinazione. Vi dico anche quali sono i target di vaccinazione, così ci capiamo. Sopra gli 80 anni i vaccinati sono il 99,9%. Dai 70 ai 79 anni 72,9%. Dai 60 ai 69 anni 89,7%. Dai 50 ai 59 anni 85,2%. Dai 40 a 49 anni 79,3%, dai 30 a 39 anni 78,7%, dai 20 a 29 anni, questo è l'Explua, 83,2%. Cioè i ragazzi sono quelli che hanno risposto sicuramente in maniera più performante. Sopra i 12 anni, dai 12 ai 19 anni, il 69,6%, siamo quasi il 70% dei ragazzi che vanno a scuola che sono vaccinati. Quindi oggi la libertà che viviamo, perché è innegabile che facciamo la vita di prima, solo che abbiamo la mascherina, perché questo è il dato palpabile, la facciamo perché comunque il vaccino ha creato una coltre che tutela tutta la comunità. E sapete dov'è il dato? Che il non vaccinato rappresenta l'80% dei ricoverati in terapia intensiva e oltre il 66% dei ricoverati in area medica. Però attenzione, cioè non è che uno può dire se è 66% vuol dire che fatto 100 facciamo 60, fatto 100 ne ho 40 di vaccinati e 60 di non vaccinati, è quasi la metà. Sì, c'è un piccolo particolare, che i non vaccinati sono
il 15% della popolazione e i vaccinati sono l'85%. Cioè, capite che non si possono fare sti conti. Tanto è vero che noi un conto l'abbiamo fatto. Allora, nelle ultime 2 settimane, dal 18 ottobre al 31 ottobre, con il nostro ufficio studi epidemiologici, abbiamo fatto fare uno studio. Allora, i non vaccinati che si sono infettati sono 175,8 su 100.000 abitanti. 175,8 persone ogni 100.000 abitanti non vaccinati si sono infettati. I vaccinati 36,1. Cosa vuol dire? Vuol dire che solo per un conto della spesa della signora Maria essere non vaccinato in questi ultimi 15 giorni ha significato quasi 6 volte in più la percentuale di infezione. O meglio, essere vaccinato significa avere l'80% delle possibilità in meno di infettarsi. Questi sono i numeri. Io non faccio la promozione dei vaccini, però non posso neanche accettare che ci sia solo una campana. Visto che il governo ha deciso di non parlare dei vaccini, tutti i governi hanno deciso di non fare una campagna non di promozione dei vaccini, ma di informazione corretta rispetto alla vaccinazione. Poi guardate, io sono per la volontarietà vaccinale, che sia chiaro. Io non faccio parte della categoria che pensa che il problema si risolva con l'obbligatorietà. E vi spiego anche perché. Perché obbligatorietà in un paese civile penso che sia di difficile gestione, perché se uno non vuole vaccinarsi a questo punto cosa si fa? Facciamo l'accompagnamento 4 in ospedale per vaccinarlo, viene arrestato in questo paese. Nei paesi occidentali, impensabile. Quindi dobbiamo capire che comunque ci sarà sempre una parte di popolazione che non si vaccinerà. Non bisogna essere ipocriti. E quindi noi dobbiamo puntare a parlare a coloro che hanno paura di vaccinarsi, ma se qualcuno gli parlasse e gli spiegasse, come è accaduto a tutti noi, perché prima di andare a vaccinarci tutti ci siamo minimamente informati. O il medico, o l'amico, ti ha fatto male, che effetti ti fa. Ho letto una roba sì che forse si capisca che noi dobbiamo darle queste informazioni ai cittadini. Allora, noi adesso siamo preoccupati perché vediamo che c'è un atteggiamento un po' di rilassamento. C'è anche qualcuno che vive come non ci fosse un domani. Allora, io dico che abbiamo una responsabilità soggettiva, perché uno deve mettere in sicurezza la propria salute, e anche di comunità. Di comunità significa che se tu ti presti a dare diffusione dell'infezione, non si sa mai sta pallina del flipper che sbatte dappertutto, che è il virus, se mai arriva a sbattere proprio sulla persona sbagliata lo ammazza, perché funziona così. Quindi noi dobbiamo portare la mascherina anche all'aperto se c'è assembramento. Al chiuso si porta la mascherina. Bisogna cominciare a ragionare, nonostante queste percentuali che dimostrano che il vaccinato è sicuramente molto più protetto, ma il vaccinato può comunque veicolare il virus. Quindi anche questa frase, non preoccuparti tanto sono vaccinato, non c'entra una minchia con quello che bisogna dire. Bisogna dire mi sono vaccinato, è vero che il vaccino ha anche un effetto, ma non totale, sterilizzante, cioè che sembra che blocchi anche la trasmissione ai terzi, e quindi il fatto che il vaccinato possa diventare un veicolo, ma anche i vaccinati possono infettarsi. E quindi noi abbiamo l'obbligo ancora di non dismettere le mascherine, di capire che se andiamo alle varie feste in giro per le piazze, se c'è assembramento la mascherina va portata bene, non mezzo naso fuori, mento, salvagola, tira orecchie e altre robe del genere, va portata in maniera certa. Poi c'è proteste, e proteste ci sono il sale della democrazia. Io penso che noi non dobbiamo lamentarsi delle proteste e delle manifestazioni, perché soprattutto in un regime di volontarietà vaccinale è giusto che ognuno esprima le proprie considerazioni, ma le deve fare con civiltà, devono essere non violente, e voglio ricordare che la violenza non è solo fisica.
Perché qua sta passando un concetto in questo paese che non mi sembra tanto proprio sua mamma, no? Non siamo mica violenti, sì, ho capito, cavoli. Ma se togliamo l'aspetto fisico e andiamo a valutare quello verbale, in alcuni casi mi sembra che la violenza verbale sia ad altissimi livelli. E questo non aiuta a far crescere un paese e non ci aiuterà a ritrovare un paese pacificato con la fine del Covid. Il Covid non può sopravvivere a se stesso con un conflitto sociale. Io capisco fino in fondo le ragioni di uno che non vuole vaccinarsi, ma la sua libertà finisce dove inizia quella degli altri. Quindi se vai a manifestare devi rispettare anche la libertà degli altri. Non posso sentire dire hanno le serrande giù. Beh, noi abbiamo un problema molto più grave di quelli che hanno le serrande giù. Cioè, questo non funziona, questo non è pacificazione sociale. E quindi mi preoccupo di questo. Quali sono i dati di questa settimana? Incidenza 75,3, vuol dire che abbiamo 75,3 infetti ogni 100.000 abitanti in questa settimana che abbiamo appena trascorso. Che ritornando al discorso di prima, se è vero che l'80% in meno di possibilità ce l'ha il vaccinato di infettarsi, noi siamo nella pandemia dei vaccinati, dei non vaccinati. Cioè, perché noi i dati cominciamo a raccoglierli su questo fronte. L'avete letta spesso questa frase, no? Che oggi c'è un focus sul fatto che la pandemia colpisce di più i non vaccinati. Penso che il collega Federica ne abbia dato una dimostrazione clinica con tutti i ricoveri che ha avuto. Io parlavo con dei medici che sono qui in un congresso, se le volete, in centro a Verona, e mi dicevano i triestini che sono pieni negli ospedali in virtù del cluster che è nato. Quindi la non vaccinazione ti espone di più, dopo ognuno fa quello che vuole. L'R-Conti è 1.1, siamo cresciuti con l'incidenza, che siamo passati da 39 siamo finiti a 75. L'R-Conti avevamo quanto? 80? Una roba del genere? Quasi 90, siamo a 1.1. Le occupazioni degli ospedali, sia in terapia intensiva che in area medica, 3%. Questo significa che siamo con una situazione sotto controllo. Ma non è che tu dici c'ho ancora 100 euro in tasca, femo festa. Per quando li hai finiti, Cioè noi, è vero che abbiamo 1000 posti di terapia intensiva, ma 356 ce li abbiamo già occupati per le robe nostre. Ne mettiamo sopra altri 40 oggi, quanti sono? 41? 45. Quanti? 45 oggi e andiamo già a 400. Capite che è vero che non abbiamo i 1000 posti, ma è anche vero che per gestirli bisogna cominciare a drenare personale iperspecializzato dai reparti e togliamo sanità a chi ne ha diritto, che sono gli oncologici, i fragili, tutti coloro che hanno bisogno di screening eccetera, dei quali nessuno parla. Quindi il nostro appello è quello che si faccia assolutamente, nonostante i 7.300.000 dosi ad oggi inoculate di vaccino, di fare una sorta di moral suasion, no? di appello ai cittadini che hanno sempre lavorato in squadra. Guardate, domenica noi inauguriamo la prima delle 8 mostre dei bambini, no? A Padova. Andrà tutto bene, si chiama. Io penso che noi abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, non possiamo buttare via tutto perché qualcuno pensa che sia stata solo una narrazione, sta roba. Ho letto frasi delle quali c'è che abbiamo classificato i morti come Covid perché c'era il finanziamento sui morti, ma guardate che per arrivare a queste robe veramente bisogna avere problemi mentali, cioè perché non c'è nessun finanziamento sui morti. Finiamola, è un fatto anche di rispetto nei confronti di queste persone. È vero che sono stati censiti come prevedeva la legge, tutti coloro che sono positivi sono morti, sono stati censiti, punto. Ma non cambia nulla, perché comunque il Covid c'è e i risultati si vedono. Si parla ad esempio poco di tutto quello che sono i postumi da Covid per le persone che restano in vita, e tutti voi ne conoscete. 1 su 2 ti dice, perché comunque la percentuale è il 50% dei long Covid, ti dice non ho più il fiato che avevo prima a fare le scale. Altri hanno danni neurologici, ve li presento io se volete, gente che zoppica o che non riesce più a stare in piedi molte ore, deve stendersi ogni 4-5 ore perché non capisce cosa sia successo. Altri che hanno avuto eventi scatenanti
che si sono susseguiti dopo il Covid e quindi si sono ritrovati in malattie autoimmuni o altre menate del genere. Allora capite che la situazione è un panorama molto, molto variegato, quindi ai cittadini dico: sicurezza, non abbassate la guardia, facciamo ancora questo sacrificio in questa fase invernale con la mascherina, cerchiamo di avere tutela della nostra salute e quella della comunità. Noi siamo veramente preoccupati per questo. Chiudiamo questa settimana in zona bianca, quindi Veneto resta bianco, però ragazzi non sai che c'è scritto su uno dei 10 comandamenti scritto scolpito sulla pietra. Se continuiamo ad andare avanti così, insomma, fra qualche settimana magari qualche diciamo viraggio di colore potrebbe anche accadere, quindi dico: perché buttare via tutto il lavoro fatto semplicemente per andare a mangiare castagne in piazza senza la mascherina? Cioè, non vale la pena. Guardate, non è la posizione di Luca o dell'assessore Lanzarin, di Manuela, perché ci siamo oggi, va bene, ce lo vengono a dire quelli che comunque rappresentano la maggioranza silenziosa, la foresta che cresce di Veneto. Dico: scusa, abbiamo fatto tutti questi sacrifici, ma dobbiamo tornare a chiuderci in casa? E io dico: decisamente no, con l'84,6% di vaccinati. Però bisogna un minimo di quello che si dice, insomma. Io non aggiungo altro, passerei la parola all'assessore Lanzarin, che vi dà un aggiornamento sullo stato dell'arte di chi oggi dobbiamo vaccinare e della terza dose. Prego. Sì, è a posto. Sì, allora, voi sapete insomma che sono arrivate le varie circolari negli ultimi 2 giorni, no? Per quanto riguarda la terza dose. Allora, riepilogando, noi la terza dose a chi la stiamo facendo oggi? Noi stiamo facendo la terza dose ai cosiddetti super fragili di qualsiasi età, quindi non c'è categoria di età, purché abbiano appunto le caratteristiche dei super fragili, quindi definite, e poi tutti gli altri over 60, quindi quelli che hanno più di 60 anni e devono avere avuto la somministrazione del ciclo completo dopo 6 mesi. Oltre a questi sanitari, quali sono le novità delle ultime 48 ore? Che sapete, AIFA si è pronunciata per quanto riguarda coloro che avevano fatto il vaccino Johnson & Johnson, in cui AIFA, e quindi è arrivata la circolare del Ministero, dice: coloro che hanno fatto questo vaccino, e in Veneto sono 76.000 circa che hanno fatto il vaccino Johnson & Johnson, possono, quindi sempre su base volontaria, fare la dose booster qualsiasi età, quindi anche coloro che l'hanno fatto a 20, a 30, a 40 o a 50 anni, non c'è più il limite dei 60 anni, possono fare la dose booster con un vaccino RNA, quindi Pfizer, con somministrazione completa, o Moderna, mezza somministrazione, come dice sempre AIFA e EMA, dopo 6 mesi. Quindi tutti coloro che hanno fatto Johnson & Johnson e vogliono fare la dose addizionale, quindi la dose booster, possono prenotarsi tramite il nostro portale. Abbiamo già predisposto che ci siano inseriti i codici in modo che uno si possa prenotare. L'altra novità è quella legata invece a quelli che hanno fatto un vaccino non riconosciuto dagli enti regolatori, ossia non riconosciuto da EMA e da AIFA, quindi per quanto riguarda l'Italia, che sono quelli che hanno fatto Sputnik, per capirci, che possono fare anche loro la dose aggiuntiva booster, sempre con un vaccino RNA, quindi Pfizer o Moderna, dopo 28 giorni e entro i 6 mesi. Quindi in questo caso metto dei 28 giorni e entro i 6 mesi. Ultima cosa. Se hanno fatto le 2 dosi, sì. Se no? Se hanno fatto una dose, no, se hanno fatto una dose, poi devono fare il ciclo con le 2 dosi. Il completo nostro. Se hanno fatto solo una dose di Sputnik, io do per scontato su quelli che hanno fatto le 2 dosi, quindi la dose completa. Allora, come siamo noi con le terze dosi? Negli ultimi giorni stiamo crescendo molto, facciamo anche 7.000, insomma è oggi quello che occupa di più le somministrazioni giornaliere. Questo perché proprio da questa settimana arriva la platea maggiore di quelli che hanno chiuso i 6 mesi, gli over 60, quindi che hanno chiuso i 6 mesi e che quindi possono fare la dose aggiuntiva, la dose booster del vaccino, la cosiddetta terza dose. Quindi noi prevediamo che da questa settimana in poi cresceremo molto per quanto riguarda le terze dosi, anche perché, ricordiamolo, sono entrati in piena operatività da lunedì gli medici di medicina generale, quindi 3.000 medici di medicina generale, che
che stanno proponendo terza dose e antinfluenzale ai propri assistiti. Domande ragazzi? Sul Covid. Prego. Sì, buongiorno Presidente, buongiorno Assessore. Mi ha un po' preceduto sul discorso delle terze dosi. Mi sembrava che ci fosse invece un andamento piuttosto lento in questi giorni. Ieri, per esempio, l'Istituto GIB ha diramato una statistica che metteva il Veneto abbastanza indietro nella percentuale di terze dosi. Forse è una questione... No, ma c'è una spiegazione, guarda, io direi, vediamo le puntate precedenti. Vi ricordate che 6 mesi fa dicevano che il Veneto non stava vaccinando? Siamo andati avanti 2 settimane con questa storia. Quindi noi stiamo semplicemente portando avanti, replicando la situazione di 6 mesi fa, quindi ogni giorno sono 6 mesi fa, quindi adesso andiamo crescendo e quindi quando arriveranno i 6 mesi del giorno delle 40.000 dosi avremo 40.000 potenziali terze dosi, tutto qua. Ecco, non guardate il dato puro perché ogni regione ha una storia a sé, noi non possiamo vaccinarli perché non ce li abbiamo con i 6 mesi, questo è il problema. Dopodiché vi ricordo che c'è l'accesso volontario, per la terza dose ha accesso volontario, quindi over 60, e quindi anche qui bisogna che voi ci diate una mano a comunicare di questa opportunità. Tanto è vero che ho invitato il professor Palù, posso già annunciarlo, per parlare della terza dose ai cittadini, quindi lo farò in una diretta con tutti voi. So che il vostro appuntamento è seguito nei giornali piuttosto che in TV o nelle radio, e parlerà perché si fa la terza dose, quindi spiegherà che c'è sta botta di anticorpi che dovrebbe chiudere sta partita, soprattutto per le varianti, da quel che mi diceva, ma lo dirà lui, insomma. Iadro? Una cosa, ma non è una domanda, è una... Prego. È una richiesta che arriva da alcuni lettori, magari se lo dico all'assessore Nazzarini che è sempre puntuale su queste cose, magari uno dei prossimi punti stampa chiedono di sapere, di accedere all'elenco dei farmaci per i quali nei confronti dei quali è sconsigliata la terza dose, perché la dottoressa Russo in un punto aveva accennato al fatto che ci sono persone che assumono farmaci particolari e l'assunzione di questi farmaci può essere incompatibile con la terza dose, e aveva aggiunto esiste un elenco delle persone che chiedono di poter sapere dove trovare questo elenco. Tutto. Metteremo a disposizione questo elenco, lo chiediamo alla dottoressa Russo e eventualmente se no quando viene il professor Palù direi sì, invitiamo entrambi. Grazie per averci detto questo. Prima la Presidente ha parlato di come sta andando l'armamento, non c'è stata questa esplosione negli ultimi giorni e soprattutto gli ospedali sono sotto controllo. Avete fatto una proiezione di come sarebbe con questa diffusione del virus l'occupazione degli ospedali senza vaccini? Sì, l'abbiamo fatta, abbiamo una proiezione che ci porta a un 10% nel giro di quanto? 10 giorni, una decina di giorni di occupazione. Ovviamente questa ha un'attendibilità che è molto ballerina, no? Come fare la previsione del tempo di dire se sarà sole oppure no a fine febbraio. Però valutando i dati, loro cosa dicono? Se il trend è questo, se le variabili sono queste, potrebbe essere che se questo flusso non si ferma perché per tutta una serie di dinamiche si può arrivare al 10%, cioè vuol dire che c'è il rischio concreto dopo di cominciare a valutare il cambio di zona, e io non voglio arrivare qua, noi non vogliamo arrivare qui. Questo è lo stato attuale, ma se non ci fossero stati i vaccini a quando... Abbiamo lo studio ormai quasi completato che abbiamo chiesto di fare, ci hanno lavorato sopra veramente tanto, e io ho dato un'indicazione, abbiamo dato assieme un'indicazione di farci uno studio scientifico, quindi c'è l'università di mezzo, ci sono i nostri della prevenzione, di uno scenario zero, io l'ho definito della selezione naturale, cioè noi apriamo gli ospedali al mattino, facciamo le nostre robette, arriva il Covid il 21 febbraio, la gente va dal dottor Ciama, nessuno fa comunicazione, non faccia niente, arriveranno al pronto soccorso, li ricoveriamo, e quindi abbiamo uno scenario di quanto sarebbero andati in tilt gli ospedali e di quanti morti avremmo avuto. Questo ve lo presentiamo in uno scenario
drammatico, ma io ho voluto farlo perché a forza di sentirmi dire che non è un problema, che se guarisse tutti a casa, allora vediamo, cioè, al di là che io e lei potremmo essere, come si può dire, due venuti giù con la piena del Piave, Brenta e Piave. Però è altrettanto vero che abbiamo 54.000 persone negli ospedali, nei 68 ospedali, dei quali 12.000 sono medici, più altri 3.300, 3.500 medici di base o pediatri di libera scelta. Non penso che abbiamo un popolo di deficienti, no? Nel mondo scientifico. E quindi è giusto disegnare lo scenario apocalittico, che è quello lì, però almeno uno dice, beh, guarda, questo era quello che dicono gli esperti sarebbe accaduto. Che sono gli stessi esperti che ci davano gli algoritmi per le previsioni e non li hanno cannati. Prima e seconda fase i nostri algoritmi erano in linea, non è roba facile. Prego. Luca Fioravanti, Telenuovo. Ciao. Presidente, onestamente però i vaccini funzionano ed è dimostrato dai dati, però ti chiedo, pensavi onestamente all'inizio dell'anno, quando è iniziata la campagna, fossero più risolutivi? Ma guarda, noi abbiamo, ti diamo solo un dato, i cittadini in età vaccinabile, non vaccinati in età lavorativa, cioè quelli che non si sono vaccinati, potrebbero potenzialmente andare a lavorare in Veneto, dai 18, li abbiamo messi dai 18 ai 65 anni, sono 590.000. Perché ti dico questo? Perché dobbiamo considerare che noi abbiamo non solo un 15% di veneti che non si è vaccinato ancora oggi, alcuni non si possono vaccinare, ma fa parte di una categoria che non è che sta chiusa in casa. Se ne ho 590.000 in età lavorativa, sono veneti che si muovono, no? In linea teorica. Molti sono cinquantenni, quarantenni. Quindi capisci che questo è il dato. Quindi io penso che il vaccino oggi ci permette di fare una vita. Io lo considero che l'effetto sia assolutamente positivo. Solo che sai, la mobilità che c'è è una mobilità importante. Dopodiché il vaccino, ragazzi, quando io vi dico 3% di occupazione degli ospedali, cioè, vi ricordo solo che noi a fine dicembre senza il vaccino avevamo 3.000 persone in terapia. In corsia e 500 in terapia intensiva, cioè no. Questo siamo d'accordo, però ecco, siamo qui che diciamo attenzione, possiamo cambiare colore. Quando mi ricordo prima dell'estate stavamo dicendo già da settembre siamo all'80% e si parlava già di immunità di gregge. Ecco, facciamo un esempio così la signora Maria lo capisce ancora più velocemente. La condizione pre-vaccino era un'infezione che era un campo minato. Tu uscivi di casa, ogni posto dove mettevi i piedi saltavi per aria. È arrivato il vaccino, ha bonificato il campo minato, però non tutte le mine le ha tirate su. Allora io dico, cavoli, se camminate sul prato, sappiate che qualcuna potrebbe essere ancora in giro. Evitate di fare i salti, camminate con tranquillità, la vedete, ma cercate di tutelarvi. Quindi noi abbiamo sminato il campo, ma non del tutto. Questo è l'esempio che dobbiamo fare ai cittadini. Hai ragione, perché se uno dice ma allora il vaccino non funziona. No, non era quello, era solo alcuna sensazione, la speranza. Io ricordo la professoressa Tacconelli che diceva l'anno scorso, Capodanno 2022, cioè Capodanno 2021, grande festa senza mascherine, quello era il suo... Se ci fossimo vaccinati tutti penso che non si morirebbe e non si sarebbe qui. Allora, farò gli esempi. La Germania, attorno all'infezione, ha avuto 194 morti in un giorno. Sì, ma avete visto i dati? Non vaccinati. Se andate a vedere le cronache dei giornali, parlano di una... Loro l'hanno definita la pandemia dei non vaccinati. Cioè, io non c'ho nulla contro i non vaccinati, c'è anche persone che conosco che hanno paura di vaccinarsi, sono vaccinati. E io rispetto l'idea di tutti. Però bisogna prendere atto che è così. Cioè, la terapia intensiva noi la stiamo gestendo ormai per i non vaccinati. Prego, Antena 3. Presidente, posso aggiungere solo una cosa su questo? Cioè, noi vediamo che abbiamo anche dei focolai dentro le case di riposo, lo sapete, no? Esatto. Abbiamo avuto tipo Conserve, c'è Villa Bartolomea anche qui a Verona, insomma c'è un'IPA a Vicenza, la Mona ha iniziato ad avere qualche caso, quindi dentro le case di riposo sono tutti vaccinati, stavano tutti facendo anche la terza dose, qualcuno l'aveva anche fatta ma non erano passati i 14 giorni, perché la terza dose, ricordiamo, che per avere effetto bisogna che passino poi i 14 giorni come le altre due dosi, però comunque sono tutti decorsi che non hanno impatto, nel senso che sono farmaci sintomatici
con lievi sintomi vengono gestiti dentro le strutture e si negativizzano con più velocità, molto più velocemente, e questo è solo l'effetto del vaccino. Sì, su ha detto Antena 3, Rete Veneta, Media Nord-Est. Presidente, allora lei ha fatto riferimento prima a quanto sta accadendo in Friuli Venezia Giulia e più precisamente a Trieste, un focolaio di 150 persone, un cluster che è riconducibile alle manifestazioni che ci sono state. Ecco, c'erano molti veneti anche a queste manifestazioni, ci sono molte manifestazioni in Veneto. Nel numero di contagi in aumento che si sta registrando in questo momento, si riesce a capire o si sa o sapete se ci sono contagiati riconducibili alle manifestazioni, alla partecipazione a manifestazioni come queste? No, anche perché noi oggettivamente viene fatto il contact tracing, ma poi sta nella disponibilità del singolo dire io sono stato a manifestare lì piuttosto che da un'altra parte, oppure dire non so dove l'ho preso, no? Non ve lo so dire. A noi comunicazioni oggi ufficiali dagli interessati positivi non ci sono di manifestazioni su Trieste non ce ne sono state fatte. Immagino che qualcosa possa essere arrivato anche in Veneto, ma non ve lo so dire. Al momento del tampone ovviamente non dicono, cioè dipende da cosa viene detto. Possono dichiarare quello che vogliono, nel senso che il cittadino dichiara i suoi contatti stretti, dichiara l'eventuale genesi dell'infezione, ma potrebbe anche non dichiararla. Cioè, uno dice sono andato al battesimo piuttosto che dice sono andato a Trieste, oppure uno dice non lo so. Prego. Allora io, Mariana Peluso, Corriere Veneto, sì, prego. vorrei chiedere una cosa, vorrei sottoporre una questione di un ospedale di provincia che però temo non sia un caso isolato. Vale a dire Bovolone, qui in provincia di Verona, c'è un pronto soccorso che ha aperto pochi mesi fa e poi è chiuso per mancanza di medici. È stato fatto un bando recentemente, ma è andato deserto. Cosa si può fare per potenziare questo ospedale piccolo? Lei era bovolologa. Bovolone. No, non è che c'è il problema oggi della carenza dei medici, l'abbiamo ripetuto, oggi è un problema di dimensioni colossali, cioè tipo si diceva anche, hanno provato anche, mi dicevano all'università, hanno aumentato la specializzazione dei corsi di studio, tipo su emergenza-urgenza non c'è neanche più iscrizione, quindi probabilmente bisogna anche cercare di attirare un po' di più rispetto a uno che decide di fare il percorso su emergenza-urgenza. Quindi questo è un problema che abbiamo ormai in territorio, ormai in ospedale, e che c'è stato un aumento del corso di studio, sapete, di specializzazione passeranno quasi a 12.000, che però non avremo risultati nei prossimi anni, ma tra 5-6 anni. Quindi è chiaro che oggi c'è un problema che deve essere gestito, lo stiamo affrontando anche in Commissione Salute a livello nazionale. Non abbiamo soluzioni. Considerate che se oggi i medici ce lo possiamo attribuire, hanno la possibilità di restare a lavoro fino a 70 anni, e grazie alla battaglia che io ho fatto a livello nazionale. Ma aggiungo di più, vi ricordo che quando in pre-Covid era l'estate 2018, noi siamo stati quei folli che hanno tentato di rompere il muro assumendo 300 giovani medici, laureati, abilitati ma non specializzati, per introdurli nei nostri pronto soccorso del Veneto. Non so se vi ricordate che dibattito ne venne fuori. È arrivato il Covid, io penso che ce li siamo andati ad assumere il giorno della laurea, perché poi andava bene tutto, quindi anche lì il Veneto veramente ha fatto scuola sul buttare il cuore oltre l'ostacolo rispetto alle professioni sanitarie e alle assunzioni. Il problema è che non ci sono, è sbagliata la programmazione, borse di studio, c'è scuole di specialità che servono, ma ci vogliono anche i numeri. Basta ragazzi? Si può passare a politica o niente? Sì, aspetta, però prima finiamo il Covid. Sempre parlando di numeri, visto che prima si parlava di Trieste, in realtà soltanto ieri qui a Verona c'erano 181 casi, di cui la maggior parte nelle scuole elementari. Vorrei sapere come vede questa situazione. Ecco, mi aggancio, se posso, alla collega, anche a Padova c'è un alto numero di contagi, è la quinta provincia addirittura in Italia per numero di contagi, ci sono delle aree che vi preoccupano. No, cioè noi abbiamo una situazione sotto controllo e anche variegata, dopodiché vi ricordo che
qui la virtuosità vuol dire 100.000 tamponi al giorno, perché se ne facciamo metà saremo la regione che ha meno positivi, perché io guardo l'incidenza. Se voi vedete la tabella degli SS, che nessuno poi trova o riesce a scovare, c'è una tabella che dice la percentuale di positivi sui tamponi che fai, e rovescia tutto il ragionamento. Cioè, se guardiamo i numeri assoluti, sì, ma perché facciamo più tamponi? Ma la mia incidenza di oggi è 0,78 di positivi sui tamponi fatti. Altro? Prego. Era sulle scuole, mi agganciavo ci sono parecchi casi anche per quello che riguarda i bambini più piccoli, quindi con la chiusura di classi, di sezioni intere, addirittura di scuole intere, questo può diventare un problema per qui noi abbiamo fatto scuola, perché anche adesso stamattina lo diceva la dottoressa Russo, l'ACDC, che è l'organismo delle pandemie europeo, ha emanato nuove linee guida per la scuola e ipotizza addirittura fino ai 2 casi di non fare la quarantena ma queste qua sono le linee guida del Veneto, che ha portato a livello nazionale, che poi qualcuno le avrà viste. Cioè, vi ricordate quando dicevo guardate che noi stiamo lavorando per non chiudere le classi, quindi fino ai 2 positivi non si fa. Peraltro il CDC oggi ha emanato anche un altro provvedimento che prevede, si comincia a ragionare sull'ipotesi di non far quarantena al vaccinato, che è un'altra roba non irrilevante su questo discorso, quindi un motivo in più, insomma, per valutare la vaccinazione nella totale libertà di scelta. Non è una privazione della libertà, perché io trovo corretto che ognuno faccia quello che vuole. Se avete finito, ultime domande, prego. Prego. Sul Consiglio federale della Lega di ieri leggevo, parlando di tregua armata. Qual è il commento? Ma cosa vuoi c'è? Ci ho fatto dei titoli, cioè, potevate scrivere ci siamo sbagliati, no? La tregua armata ci sta di più, no, nel senso, scusatemi, è stata una bella riunione, durata 3 ore, penso, o anche di più, non so, sulle 3 ore. Tutti hanno detto la loro, non c'è stato nessuno, come si dice, cosa era? Filippo è esperto di storia, l'indice, no? No, l'indice, l'imprimato, l'indice, nessuno è stato messo all'indice. Quindi ognuno ha detto la sua, io ho detto la mia, gli altri hanno detto. Poi il segretario, che è il nostro segretario, nessuno ha messo in discussione la figura del segretario, ne ha fatto una sintesi. Peraltro c'è un'assemblea federale il 11 e 12 di dicembre. Ci sarà modo appunto di affrontare nuovamente questi temi partendo da un documento di base. Insomma, io ho parlato di autonomia, per dire, ieri, no? Nessuno l'ha scritto, ma perché giustamente non si poteva sapere. Penso che l'autonomia per noi resti uno dei temi grandi e strategici, ma tutti hanno convenuto ieri alla riunione su questo tema. Noi sull'autonomia veramente stiamo investendo tanto e dobbiamo chiuderla sta partita. Però insomma direi che adesso dobbiamo pensare ai problemi dei cittadini, il dibattito c'è stato, punto. Filippo, te basta, no? No. Ma sapete qual è il problema suo? Che ha fatto la strada? Sì, da Padova. Da Padova adesso deve tornare a casa con qualcosa? Però te ne do io una. C'è il cluster di Abano. Noi dobbiamo dare una mano agli albergatori. Non esiste che passa l'idea che non si va alle terme perché c'è il cluster di Abano. Ma anche perché è sotto controllo. Non c'è mica il serpente, il drago che viene fuori dalle grotte. È come dire che c'è il cluster su una scuola e nessuno va più a scuola. No, è tutto sotto controllo, quindi l'invito ai cittadini, per favore anche la stampa nazionale, le nostre terme sono aperte, abbiamo i circuiti termali più belli del mondo. Noi abbiamo il fango vero, l'acqua termale vera, non ci inventiamo niente, fra l'altro certificata con azioni anche anticancerogene. Sul serio i nostri fanghi sono certificati, quindi invito tutti anche a dare un segnale adesso che avete un po' i fine settimana, nebbietta, ste robe, infiate al freddo, terme, date le terme, Abano, Montegrotto, insomma i nostri circuiti termali, c'è anche la piscina più profonda del mondo, quindi approfittatene, non fate questa azione di involontario boicottaggio delle terme perché avete letto da qualche parte, anche forse avete un po' esagerato con i titoli, e bisogna dare una mano alle terme, ragazzi, è tutto sotto controllo. Ci andrei io a dare una dimostrazione che se mi vado alle terme è come quella volta che ho mangiato la coscia di pollo per l'aviaria, sempre che magna, ci ha girato la foto con la coscia in mano per anni. Se vado alle terme pensa a cosa che fa, approfitta della campagna.
Noi preferiremmo che venisse l'assessore Nazzarini. Va alle terme, è una buona idea. No, si può fare una domanda sul Consiglio federale? Prego. No, allora, benissimo ciò che ha detto, ma al di là di tutto, poi come dire, tutto si può annunciare, tutto, ma Salvini e Giorgetti hanno espresso delle posizioni diverse nei giorni scorsi. Siccome sono persone razionali, non sono dei minus aves, è possibile che nell'ambito di una riunione durata qualche ora queste differenze, non di poca cosa, penso al rapporto con l'Europa, alla collocazione nel Parlamento europeo, si siano dissolte? Guarda, mi sembra strano. Se tu discuti con tua moglie, nell'arco di qualche minuto trovi subito l'accordo, giusto? No, insomma. Non è così a casa tua? Non sempre. Vabbè, dai, insomma, io voglio dire una roba, se fossimo un partito che fa le riunioni nelle cabine telefoniche, capite che se la soluzione la si trova sempre. La verità è che siamo un grande partito, abbiamo 800 sindaci, abbiamo i governatori. Ecco, io ho detto una cosa che continuo a dire, noi siamo un partito di governo a prescindere dalla nostra posizione. Un partito come il nostro, se ci pensate, che sia in maggioranza sia in opposizione, ha sempre, come si può dire, quello stile di governo, perché comunque rappresenta territori governati, eccetera. Per cui io penso che ci stia fino in fondo, che ci sia un dibattito, no? Non sarà mica il 100% dei leghisti convinti che sia buona una soluzione o l'altra. Dopo ci deve essere una sintesi, adesso vedremo quali saranno poi le soluzioni che il segretario adotterà. Ma guardate, di certo una roba, la Lega non è nata per avere le correnti, punto. Ma lo dico io che sono visto come quello che è sempre bastian contrario, che rompe le balle, ma la nostra forza è quella della graniticità e così deve restare. Anche perché noi ci abbiamo investito tanti anni, noi abbiamo iniziato tutti da studenti, cioè io, Giorgetti, Salvini, che siamo quelli della prima ora, eravamo tutti studenti universitari, sì, passava qualche anno. Filippo, quindi il titolo può essere Zai ha ragione. Non lo esageriamo. Mi trattate male. Ringrazio l'Arena perché mi ha pubblicato la foto col cavallo. Dove sei qua l'Arena? Eccolo qua. Grazie. Due foto. No, è il giorno della Fiera Cavalletti, pubblicherà la foto del cavallo, no? No, anche dentro ho visto, sì, grazie. Ho visto. No, vabbè, grazie a tutti per il lavoro che fate per una fiera che è fatta in un periodo un po' complicato. Però adesso non dovrei dirlo io, stamattina parlavo con il dottor Mantovani, diceva che sono sull'80% delle presenze rispetto allo storico, e considerando che ci sono 2 weekend, forse fermo anche a bingo, no? Cioè questa è promozione e economia per il Veneto, In effetti grazie a lei che è salito sul cavallo, quindi se va alle terme, a parte il fatto di mangiare, magari promozione. Già sul cavallo, chissà quante parole che Sandro Ciappà si social. Abbiamo un popolo di odiatori, il gang ha tanto tempo libero. Sapete cosa guardo io dei commenti? L'orario. L'orario dice tutto. Nessuno li fa le notte e dice povero, c'è anche messo l'impegno. 3 del pomeriggio, 4 del pomeriggio, mattina è 10, 10 e mezzo, alle 7 del mattino nessuno che fa commenti. Chissà perché. Grazie, buongiorno e grazie per essere venuti qui a Verona, soprattutto chi viene da distante. Grazie. Allora, questa era la conferenza stampa di Luca Zaia. Abbiamo sentito notizie che riguardano un innalzamento dei dati, un innalzamento della pressione sia sui contagi che sulla sanità, però un innalzamento che possiamo dire non preoccupa, almeno per ora, la sanità regionale, non preoccupa il governatore, però qualche caso in più c'è, si cercherà di capire da dove arriva questa maggiore pressione. Abbiamo visto i dati che ci dicono che effettivamente ci sono 280 persone ricoverate adesso, eravamo poco più di 200 qualche giorno fa, di queste circa 230 sono positive fra area non critica e terapia intensiva, quindi
Anche la pressione sulla sanità cresce, sono 7, c'è un bilancio positivo di 7 unità per quanto concerne l'area non critica, c'è un bilancio positivo di 2 unità per quanto concerne invece le terapie intensive del Veneto. Dall'altra parte, e così ribadiamo un po' i dati perché immaginiamo che Zaia non ne abbia parlato diffusamente, sono 14.000 le dosi somministrate, parliamo di vaccini, di queste solo 1.200 sono prime dosi, i cicli completati sono 5.007, le dosi addizionali, i booster sono 7.000, allora sono praticamente il numero delle prime dosi e delle seconde dosi equivale a quello delle terze dosi. Comunque vuol dire che la campagna vaccinale prosegue. Abbiamo sentito dichiarazioni nazionali della sanità che dicono che la terza dose diventerà indispensabile prima o poi per tutti, prima per mettere al sicuro le categorie più fragili, poi per tutti gli altri. Quindi a questo punto vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera, TG Bassano e TG Vicenza, per gli approfondimenti di quanto abbiamo detto fin qui, per tutta la cronaca, per tutto quello che accadrà oggi nel corso della giornata. Ringraziamo Alessandro Costacurta in regia, ringraziamo i nostri colleghi che ci hanno permesso di portarvi le notizie a casa come tutti i giorni e ringraziamo voi per essere stati con noi e vi auguriamo un buon pomeriggio.